modalità previste all'articolo 8 della legge regionale 11 del 2004. Grazie, signor Sindaco. Ci sono osservazioni, interventi? Nessun intervento. Mettiamo ai voti favorevoli. Voti contrari, voti astenuti. La variante viene approvata. Contenti a posto. 9 favorevoli e 2 astenuti. Passiamo all'esame del punto 9 dell'ordine del giorno, approvazione del piano finanziario della tassa sui rifiuti e della relazione di accompagnamento, anno 2018. Do la parola al vice sindaco, assessore Pulisso. Decreto legislativo 5 febbraio 1997, numero 22, meglio conosciuto come decreto Monti, l'ottica di un riordino del sistema di gestione dei rifiuti sulla base delle direttive europee, a nuove disposizioni anche per quanto concerne il versante delle entrate destinate a finanziare i costi di gestione del servizio. Negli effetti di detto decreto, il Comune di Caore ha istituito la tariffa di igiene urbana a partire dal 1 gennaio 2005, lavorata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 99, il quale prevede che annualmente venga approvato il piano finanziario relativo alla gestione dei servizi di igiene urbana, quindi onnicomprensivo di tutti i costi legati al sistema di raccolta e smaltimenti urbani nel territorio. Tale piano finanziario sarà approvato per la prima volta nell'esercizio finanziario 2007 con deliberazione di Consiglio Comunale numero 77 del 31/12/2006, deve quindi essere aggiornato in via preventiva per ogni bilancio di esercizio, deve necessariamente trovare copertura alle entrate pubbliche attraverso la riscossione della taglia. Per quanto attiene alle annualità 2018, l'entità ASL SPA ed effettuata una valutazione sui costi da sostenere che si sono riportati nell'allegata relazione di accompagnamento. Si avanzano le seguenti precisazioni e chiarimento di alcuni voci riportati. Sulla redazione della tabella dei costi si è utilizzato il modello standard del piano economico-finanziario utilizzato da tutti i comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Venezia, ex Stato, Venezia Ambiente, così come deliberato dall'Assemblea del Bacino numero 10 del 20 ottobre 2016. In virtù di tale schema sono fissati a priori i criteri di ripartizione dei costi totali nella componente fissa e nella componente variabile della tariffa. Anche alla luce dell'attivazione a partire dal 1 febbraio 2018 della raccolta porta a porta in tutta la zona di corrente, non vi sono sostanziali aumenti nel totale complessivo del servizio. Tra le voci di costo riconducibili ai costi comuni dall'annualità in esame, compare la voce perdite su crediti inesigibili, accantonamenti di fondi rischi su crediti, inserite in virtù di quanto previsto dalla modifica della legge 147 del 2013, 654 bis, che dispone che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultanti inesigibili. La somma corrisponde per l'annualità 2018 a euro 414.241,40. Le somme relative agli introiti da corrispettivi di CONAI e l'IVA a recupero rispettivamente pari a 136.036 e euro 90.768,95 sono riportate in detrazione. Per quanto sopra esposto, tenuto conto del sensibile aumento del numero di utenze attive rilevate per l'anno in corso, come descritto nell'allegata relazione di accompagnamento, si presume che la tassa relativa ai servizi di igiene urbana per l'anno 2018 possa rimanere invariata. Rimane alle spese inerenti e conseguenti al servizio di igiene urbane e per tutto quanto sopra espresso,
propone di approvare il piano finanziario tassa sui rifiuti e relazioni di accompagnamento e delle ripartizioni dei costi per l'applicazione della tariffa di igiene urbana a decorrere dal 1 gennaio 2018. Quindi si propone di deliberare di approvare il piano finanziario tassa sui rifiuti e relazioni di accompagnamento anno 2018, allegato alla presente in ogni sua parte, dare atto che la copertura del costo di esercizio per l'anno 2008 è fissata nella misura del 100% e introitata mediante l'applicazione della Tari, di inviare il piano finanziario approvato all'Osservatorio nazionale sui rifiuti come previsto dall'articolo 8 del PPR 158/99, trasmettere la presente deliberazione all'ASO SPA per il seguito di competenza e al Consiglio Comunale per la conseguente elaborazione dell'atto. Grazie Assessore Commisso. Ci sono interventi? Capogruppo Ferraro, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Assessore, i 414.000 euro di crediti non riscossi sono per l'intero ASPO, 62.000 per il Comune di Caulo? No? Ho compreso male. Ci sono altri interventi? Poi facciamo la risposta. Assessore Commisso. I 414.000 euro derivano da un obbligo di legge inserire in ogni bilancio il 3% totale per, come dire, in qualche modo garantirsi. Però questi 414 in particolare derivano da crediti non esatti nel 2016 su quelli previsti per quest'anno. L'anno scorso abbiamo messo a bilancio i crediti non esatti dal 2010 al 2015, restano quelli del 2016 che però nel 2016 mi dicono essere stati del 6%, non del 3%. Quindi abbiamo un po' di più di arretrato da recuperare. Per quanto riguarda il recupero di questi arretrati, Veritas, che è il capogruppo e ASPO, stanno mettendo a punto delle tecniche un po' diverse perché quelle finora adottate hanno qualche problema, quindi stiamo cercando, perché il fenomeno è abbastanza diffuso, forse anche in misura maggiore di altri comuni, quindi si sta cercando un metodo di lavoro che possa in qualche modo, perché d'altra parte sono soldi che vanno, per dire, a carico di chi paga. Crediti inesigibili che però, per dire, vanno garantiti comunque. Grazie Assessore Commisso. Ci sono altri interventi? Capogruppo Ferraro. Sì, grazie Assessore. Era semplicemente per dire che in caso di riscossione del credito si ha un abbattimento della tassa sui rifiuti. Questo è. Lei in commissione ci aveva detto che c'era un adeguamento, una maggiorazione del 2,2% della nuova tariffa, compreso male, quindi rimane invariata rispetto all'anno scorso, nonostante i crediti non esatto. Assessore Commisso, vuole rispondere? Il monte di costo, cioè praticamente l'ASPO ci fa il conto per recuperare i rifiuti le modalità descritte nel piano di accompagnamento, servono questi soldi qua. Come è aumentato un po', circa l'1,5% la superficie capita dalla tassa, di fatto quel piccolo aumento che c'è va distribuito e pensiamo che insomma per ognuno dei cittadini di Caorle la tariffa resti grosso modo qualche euro di differenza analoga a quella dell'anno scorso. Nonostante stiamo partendo con il porta a porta che è uno sforzo prima di tutto culturale e di senso civico, poi anche economico, che avrà il suo ritorno quando riusciremo a differenziare in maniera più concreta tutto il materiale che probabilmente va nel secco, le aree secco, è quello che costa di più di tutti. Grazie, Assessore Commisso. Altro intervento, capogruppo Ferraro. Ultima Assessore, lei ci informava che aveva fatto richiesta per quanto riguarda l'inserimento nella tassa anche dello spiaggiato.
Abbiamo fatto richiesta noi in Regione affinché venga computato il costo dello spiaggiato, che è elevatissimo per il nostro comune. Questa dello spiaggiato è una questione antica che è stata presa anche di petto molte volte da tutti i comuni costieri che soffrono di questa. Ci vogliono circa 2 milioni di euro, 2 milioni e mezzo di euro in tutta la costa veneto per recuperare ogni anno quello che portano giù i fiumi, quindi quello che scarica sostanzialmente il territorio che ci sta a monte, ma anche quello che viene su dal mare, che viene giù le alghe che vengono dal mare, tante altre cose vengono. Ci sono stati molti approcci che non hanno ancora portato a una soluzione. So che ci sono delle attività a livello di consiglio regionale per riuscire a smorzare questo peso, perché noi siamo sul 100, siamo arrivati nel 2014 a raccogliere 9.000 tonnellate di rifiuto spiaggiato su un totale medio di 20.000 tonnellate che il comune di Cava raccoglie. Quindi 20.000 tonnellate, la media di 4-5.000 tonnellate sono il 25%, è una bella cifra. In casi eccezionali la Regione contribuisce. Caso eccezionale del 20 febbraio 2014 che ha portato giù via di Dio, abbiamo avuto un contributo qualche mese fa, abbiamo recuperato circa 320.000 euro, però sono ancora casi eccezionali che non dovrebbero andare a regime, insomma, stiamo ancora aspettando che adesso, anche attraverso il nuovo patto dei sindaci del litorale, piuttosto che il patto di costa, siano strumenti adeguati a fare pressione presso le autorità regionali per risolvere. Grazie, Assessore Commisso. Ci sono altri interventi? Nessun intervento. Mettiamo ai voti l'approvazione del piano finanziario. Voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Votiamo l'immediata esecutività, voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. Passiamo alla discussione del 10° punto all'ordine del giorno, conferimento all'azienda speciale Don Moschetta del fabbricato in Viale Marocchi destinato a casa di riposo per anziani. Ho la parola al signor Sindaco. L'assessore Commisso, vice sindaco. Richiamata la propria deliberazione numero 68 del 29 settembre 2016, confermata con successiva deliberazione numero 66 del 28 settembre 2017, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di contribuenti e in particolare quanto deciso in relazione alla Cavour Patrimonio SRL, società interamente partecipata dal Comune di Cavour, che si riporta integralmente, si avvia la procedura di scioglimento della Cavour Patrimonio SRL, richiedendo all'amministratore unico della stessa la convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società, la relativa messa in liquidazione e i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 2487 del Codice Civile, autorizzando fin d'ora il sindaco nella suddetta assemblea a rappresentare la volontà dell'ente come presso indicato. In relazione a quanto sopra si dà atto che i beni mobili e immobili, quelli secondo le risultanze catastali di cui è delegato all'elenco, di proprietà della società saranno trasferiti al comune con possibilità per quest'ultimo di optare in sede di assemblea per il trasferimento diretto dell'immobile adibito a residenza per anziani all'azienda speciale Don Moschetta, con applicazione delle agevolazioni ex articolo 20,6 del decreto legislativo numero 175 del 2016, che richiama espressamente l'articolo 1 sub 568 bis della legge numero 147 del 2013. Trasferimento in proprietà dei beni di cui al punto precedente comporterà per il comune l'assunzione dei relativi mutui in corso di ammortamento, con garanzia da prestare tramite delegazione di pagamento sui primi articoli del bilancio. Dato atto
fatto che in attuazione di quanto deliberato la società Cavour Patrimonio SRL è stata sciolta e messa in liquidazione con atto del notaio Angelo Vianello di San Donato di Piave, repertorio numero 18.209 del 27 ottobre 2017, sia proceduto a un primo trasferimento di parte dei beni di cui la predetta società era titolare al socio unico comune di Cavour, tra i quali l'immobile di seguito identificato. Fabbricato con scoperto di pertinenza ad uso casa di riposo, denominato casa di riposo Don Moschetta in viale Santa Margherita, ora Bonarroti, beni così censito in catastro fabbricati, comune di Cavour, poi 42, Mapale 1780 su 1, viale Santa Margherita piano P1, 2, 3, categoria P1, classe U, metri quadrati 9.600, subcategoria totale metri quadrati 3.066 euro, rendita catastale euro 7.437,2. Considerato che in coerenza dell'impianto normativo del decreto restrittivo numero 175 del 19/8/2016, testo unico sulle società partecipate, non si è reso possibile il trasferimento diretto degli immobili di cui trattasi della Cavour Patrimonio all'azienda speciale Don Moschetta, come in un primo tempo deliberato del Consiglio Comunale, vedasi il richiamato dispositivo della deliberazione numero 68/2016, l'amministrazione comunale ha valutato l'opportunità di favorire l'esercizio delle attività di tipo sociale e sanitario declinate dall'articolo 3,1 dello Statuto dell'azienda speciale tramite il conferimento del sovraindicato fabbricato destinato alla residenza degli anziani, come previsto dagli articoli 3,2 e 30,1 del Statuto aziendale. Dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della seconda commissione consigliare in data 14 del 17 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, delibera di conferire in proprietà all'azienda speciale comunale Don Moschetta il seguente immobile destinato alla residenza degli anziani, fabbricato con scoperto di pertinenza ad uso casa di riposo, denominato casa di riposo Don Moschetta in viale Santa Margherita, Bonarroti, bene così censito in catastro fabbricati in comune di Cavour, foglio 42, Mapale 1780 su 1, viale Santa Margherita, piano C1, 2, 3, categoria B1, classe U, metri quadrati 2600, superficie totale metri quadrati 3066, vendita catastale euro 7867,02. Dare atto del conferimento immobiliare è disposto a titolo gratuito ed è riconducibile alle previsioni di cui agli articoli 3,2 e 30,1 e articolo 30,1 dello Statuto aziendale, rendendosi necessario per garantire lo svolgimento delle attività di natura socio-sanitaria afferenti a casa di riposo Don Moschetta. Di dare atto inoltre che rimangono ferme le attribuzioni del Comune in relazione alle opere di manutenzione straordinaria degli immobili previste nei limiti dell'importo di 80.000 euro, incaricare i dirigenti del settore tecnico la sottoscrizione di successivi atti di natura gestionale. Grazie Assessore Commisso. Ci sono interventi? Nessun intervento. Mettiamo ai voti. Voti favorevoli. Voti contrari. Voti astenuti. Votiamo l'immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli. Voti contrari, voti astenuti. La delibera viene approvata e anche l'immediata esecutività. Passiamo al punto 11 dell'ordine del giorno, approvazione del piano delle alienazioni immobiliari anno 2018 ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge numero 112 del 2008. Passo la parola al vice sindaco Assessore Commisso. Premesso che ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge numero 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni della legge 133 del 2008, il Comune deve redigere annualmente il piano delle alienazioni e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare. Nel piano vengono individuati gli immobili di proprietà dell'ente non strumentali ai fini istituzionali e appartenenti al demanio di patrimonio comunale suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Sono stati pertanto individuati, dal
aule, quelli non più funzionali alle esigenze presenti, i quali è possibile procedere alla loro alienazione dal prospetto allegato. Visto l'allegato piano delle alienazioni immobiliari, è ritenuto che questo lo stesso meritevole dell'approvazione non in sua parte, è ritenuto procedere per l'anno 2018 all'alienazione di alcune unità immobiliari e appezzamenti di terreno come meglio individuato nel suscitato piano delle alienazioni immobiliari, atteso che questa amministrazione nel prossimo anno provvederà anche all'alienazione di posti auto del parcheggio multipiano sito di Cavour e capoluogo via dei Trovi, e che per un tanto, dopo l'espletamento delle necessarie procedure relative all'individuazione e ai frazionamenti dei singoli posti auto, questo Consiglio Comunale sarà nuovamente chiamato a deliberare in merito all'aggiornamento del piano delle alienazioni, delibera di approvare l'allegato piano delle alienazioni immobiliari per l'anno 2018. Grazie, Assessore Commisso, dei suoi interventi. Il gruppo mio non è. Grazie Presidente. Prendo la parola prima di fare la dichiarazione di voto. Prendo la parola per una spiegazione sulle motivazioni che ci hanno indotto a presentarsi come straniero in Consiglio Comunale di Dati. Si associa anche a questa nostra manifestazione, ovviamente. Grazie. Ovviamente anche il consigliere Antelmo che non ha potuto presenziare oggi. La nostra vuole essere chiaramente una provocazione per denunciare la gravità dei fatti che si sono verificati durante l'ultimo Consiglio Comunale, durante la cui seduta abbiamo ascoltato il Sindaco invitarla a sporgere querela nei confronti della minoranza, cosa assai più grave per il ruolo di capolavoro che rivesto, rivolgendosi nei miei confronti più volte intimandomi: stai attento a quello che dici, attento a come parli. Tutto accadeva perché mi permettevo di stigmatizzare il comportamento, io direi, imparziale del Presidente del Consiglio, oltre a rilevare che il Sindaco mistificava i fatti sulla questione delle quote rosa. Ho manifestato il mio disaccordo senza essere offensivo. La nostra vuole essere quindi una manifestazione di protesta nei confronti di chi vuole applicare la censura ai consiglieri comunali, un'azione a tutela di tutti i consiglieri comunali. Il Sindaco di Cavour ci vorrebbe così come ci siamo presentati oggi in quest'Aula, ci vorrebbe blindati. Il comportamento assunto dal Sindaco durante la scorsa seduta consigliare è ingiustificato e a mio modo di pensare deprecabile, è fortemente lesivo del ruolo del consigliere comunale e mai potrebbe né dovrebbe tollerare intimidazioni per limitare non solo quello che è un suo sacrosanto diritto, cioè quello di parlare, che ha anche e soprattutto un dovere, non si rappresenta la voce di migliaia di cittadini che mi hanno affidato delega a rappresentarli attraverso il loro voto. È appena il caso di ricordare che i consiglieri che siedono sui banchi della minoranza rappresentano insieme la maggioranza dei cittadini votanti. Il Consiglio Comunale rappresenta il più alto organo istituzionale democratico di una comunità, all'interno del quale ci si relaziona attraverso il confronto dialettico, che come può accadere spesso per opinioni divergenti tra maggioranza e opposizione, può diventare anche aspro e talvolta può trasformarsi perfino in uno scontro dialettico. Cercare di impedire la facoltà di esprimersi liberamente in questo contesto equivale a minare profondamente i principi fondativi di questa istituzione, spogliando completamente di senso il ruolo stesso del consigliere, che mai dovrebbe sentirsi obbligato o costretto a stare attento a ciò che dice. In altre parole, volevo mettere in bavaglio ai consiglieri, far venire meno la ragione stessa della loro permanenza in quest'Aula. Poiché lei, signor Presidente, anche in questa occasione non ha dimostrato di prendere alcuna posizione in merito, venendo meno quel ruolo di garanzia e tutela che già più volte è stato segnalato, che dovrebbe essere assicurato ai consiglieri, non vi è stata alcuna ragione di presentare questa riunione consigliare senza vendere. Augurare a tutti i presenti di trascorrere un felice Natale, visto che questa è l'ultima occasione che abbiamo prima di chiudere l'anno consigliare, e augurare a tutti appunto di trascorrere il sereno Natale e di passare delle buone ferie. Auspico che si possa ritrovare con il nuovo anno in quest'Aula un normale senso di confronto democratico nel pieno rispetto della dignità
di tutti i consiglieri. A proposito della dichiarazione di voto, noi faremo voto favorevole, grazie. Grazie Capogruppo Miolo, ci sono altri interventi? Nessun intervento? Mettiamo ai voti la delibera di approvazione delle risultanti di azioni. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Auguro a tutto il Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri e a tutti i presenti un Santo Natale e un prospero 2017. La seduta, 18, scusate, la seduta è chiusa. Grazie.